Vertice in prefettura ad Agrigento, programmata nuova videosorveglianza, illuminazione e presenza delle forze dell'ordine. Il vicepresidente dell'Ars Di Mauro critica il personalismo di Musumeci. TVA registra un approfondimento politico con il sindaco di Aragona Pendolino. L'Ordine degli Architetti di Agrigento contro le continue inversioni di tendenza, ma il governo Draghi parla di una tra le più grandi truffe che la Repubblica abbia mai visto. Non si placano le proteste degli studenti per le 2 prove scritte agli esami di maturità. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di sicurezza sul territorio. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, incontra il comitato di Fontanelle. Programmata nuova videosorveglianza, illuminazione e maggiore presenza delle forze dell'ordine. Il servizio di apertura è di Eugenio Cairone. Nei giorni scorsi il comitato di quartiere Fontanelle Insieme aveva scritto al prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa segnalando la preoccupazione degli abitanti dopo alcuni furti in abitazioni della zona. Il comitato aveva avanzato tra l'altro la richiesta di un potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine. Tempestivo è stato il riscontro del prefetto che ha convocato un incontro tra il comune di Agrigento e lo stesso comitato di quartiere di Fontanelle. Nel corso della riunione che si è tenuta in prefettura sono stati programmati degli interventi mirati alla sicurezza del quartiere attraverso la presenza delle forze dell'ordine e la collocazione della videosorveglianza per un controllo continuo del territorio, nonché l'incremento della illuminazione pubblica. All'attenzione del prefetto anche la grave situazione dell'edificio che ospita il centro sociale, abbandonato in mano ai vandali. Siamo grati alla dottoressa Cocciufa per l'attenzione nei confronti di Fontanelle, sostiene il presidente del comitato Vito Lauricella. L'immediato riscontro alla richiesta di aiuto con la preoccupazione della gente che cresce è sicuramente un segno della grande disponibilità del prefetto Maria Rita Cocciufa nei confronti di Fontanelle, uno dei più popolati quartieri di Agrigento, dove 30 anni fa, prima che diventasse un grande agglomerato urbano, si era parlato di istituire una caserma dei carabinieri. L'area venne individuata, ma del progetto non si fece nulla e ora che la situazione è diventata seria dal punto di vista dell'ordine pubblico, il comitato ha esposto al prefetto anche questa esigenza, perché Fontanelle vuole vivere lontano dai rischi causati dall'abbandono. Adesso non resta che attendere, così come promesso, che la presenza dello Stato si faccia sentire sul serio, cominciando con i servizi di pattugliamento di polizia, carabinieri, ma anche polizia locale, per scoraggiare i malviventi. Punto di rottura fra Musumeci e il centrodestra. Sul fronte delle critiche balza alla cronaca politica quella del capogruppo di MPA Saladercole e vicepresidente vicario dell'Assemblea regionale siciliana Roberto Di Mauro. Musumeci, dice Di Mauro, si è convinto di poter guidare la Sicilia assieme a pochi fedelissimi nel bunker di Palazzo d'Orleans, credendo che l'azione del governo fosse preclusa a tutti gli altri. Il presidente pensava di risolvere tutto con una riunione di maggioranza, ogni tanto si sbagliava. Vediamo. Onorevole Di Mauro, alla luce delle nuove candidature c'è questa avanzata da Forza Italia per il presidente Micciche. Qual è la sua posizione e la posizione della parte politica che lei rappresenta? Noi più volte abbiamo detto, sia nelle forme ordinarie della comunicazione ma anche in sede di assemblea, per esempio martedì quando c'è stata seduta, che il Presidente in tutto questo periodo in cui ha governato la Sicilia non ha avuto una capacità che è quella del coinvolgimento nelle scelte importanti che sono certamente la programmazione dei fondi comunitari, il PNRR e anche le future risorse che saranno assegnate alla Sicilia a proposito dei fondi per lo sviluppo e l'inclusione. Pare che avendo da parte non solo nostra ma anche degli altri gruppi politici attivato una serie di percorsi diciamo di natura anche relazionale, finalmente c'è una svolta
e potremo essere tutti coinvolti, sia partiti sia anche commissione parlamentare, per redigere dei piani che sono molto interessanti, perché vede il coinvolgimento del territorio. Non c'è dubbio che quello che è successo con la sanità, laddove l'assessore alla sanità ha redatto da solo un programma di 797 milioni circa, non solo è stato bloccato, ma non si è verificato lo stesso in altri dipartimenti della Regione, che sono destinatari di risorse da un lato comunitarie e dall'altro dei fondi PNR. Tutto questo ha ingenerato una diciamo, crisi nei rapporti con il Presidente della Regione. Ora, non stiamo più a discutere in questa fase di chi sarà il nuovo Presidente, questo è una parte politica che ha interessato il Presidente Musumeci, che con ostinazione da circa un anno chiede che si vuole candidare. Noi abbiamo preferito discutere di cose concrete, di ciò che si deve fare. Finalmente l'altro giorno il Presidente ha diciamo, avviato un percorso, mi permetto di dire forse anche di relazioni col Parlamento, perché è bello poter dire, mi rivolgo ai siciliani, ma è bello poter dire concretamente cosa si deve fare in ordine allo sviluppo di questa terra, perché le risorse che arriveranno in Sicilia saranno tante e importanti soltanto nella misura in cui ci sarà un coinvolgimento del territorio e ci sarà un'azione forte per la ripresa della nostra situazione economica. Ora, l'altro giorno, a seguito anche di una posizione molto chiara, molto netta di Forza Italia, il Presidente Micciche ha riunito il gruppo e gli ha chiesto a viva voce una sua ricandidatura. Non ha ancora deciso se candidarsi, ha comunque detto: mi rivolgerò agli alleati. Questo è un esempio di democrazia matura, allorquando un candidato che esprime, che ha il desiderio di volersi candidare, decide di comunicare ai suoi alleati la sua disponibilità, non quella che ha messo in atto il Presidente Musumeci dicendo: io sono candidato. Ecco, una forma diversa, comportamenti diversi, però ancora non abbiamo deciso, perché non c'è dubbio che al di là dei due candidati che qui pare profilarsi, possa esserci anche un terzo candidato. L'idea nostra è quella che la coalizione di centrodestra deve essere assolutamente unita, deve esprimere una candidatura unitaria, perché siamo maggioritari in Italia e in Sicilia come centrodestra rispetto a tutte le altre forze politiche che, anche se unite in un ipotetico asse di sinistra che va da articolo 1 a PD a 5 Stelle, siamo convinti che siamo di gran lunga superiori in termini elettorali, e senza volere aggiungere valutazioni di carattere politico, siamo convinti che potremo dare un buon contributo alla ripresa e a superare questa difficoltà che c'è in questo momento in Sicilia. Quindi il futuro, per quanto ci riguarda, è lavorare sulle cose concrete per dire alla gente cosa vogliamo fare, nel contempo con uno sguardo a quelli che sono i soggetti più idonei alla candidatura a Presidente della Regione, non solo per vincere ma per poter governare adeguatamente. Il Movimento per l'Autonomia, MPA, che futuro avrà? Ci sarà una sua lista, alla luce anche dell'assoluzione del leader lombardo? Beh, intanto si è ristabilita una verità, che è la verità per cui Lombardo non aveva commistioni né con la mafia, né era a capo di chissà quale gruppo che faceva pressione in ordine al governo regionale, ed è stata una soluzione piena nel merito, piena nei contenuti, ed è stata una soluzione non perché il fatto non costituisce reato, ma perché il fatto non sussiste. Quindi anche questo un momento di chiarezza di natura politica, la storia di un uomo per bene che ha visto essere riabilitato, perché le sentenze ci sono, vanno rispettate, sia che siano positive che siano negative. Questo ci consente maggiore serenità, una ripresa del dialogo col territorio, la capacità di un leader come Raffaele a mettersi in movimento e determinare quelle condizioni che possono ancora una volta mettere a valore quella che è stata l'esperienza autonomistica in questa regione. È il presidente della regione siciliana Nello Musumeci in visita ufficiale al comune di Villarosa nell'Ennese per partecipare alla cerimonia di intitolazione della caserma dei carabinieri a Fedele di Francesci, appartenente all'Arme, caduto nel 1945 in un conflitto a fuoco con i banditi nelle campagne di Favara. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Visita del presidente della regione Musumeci nel comune di Villarrosa al fine di coltivare nei giovani la fiducia nel futuro. Il peggio della pandemia è passato, guardiamo al futuro con rinnovata fiducia. Così il presidente della regione Musumeci ha concluso la sua visita ufficiale al comune di Villarrosa in provincia di Enna. A salutarlo, oltre al sindaco della città fasciana, il presidente del consiglio comunale, la vice Lorena Pignato, Paola Calabresi e rappresentanza dei dipendenti del comune. Musumeci era accompagnato dall'assessore regionale Cordaro, dal deputato del collegio Luisa Lantieri ed Elena Pagana. Il governatore Musumeci, nel suo intervento in aula consiliare, ha esaltato il valore dell'orgoglio di appartenenza che bisogna coltivare, soprattutto nei giovani, ai quali dobbiamo trasmettere fiducia e ottimismo. Con l'esempio, con le parole e con i fatti, ha assicurato che presto visiterà la locale frazione di Villa Priolo. Prima della visita al comune, il presidente della regione ha anche partecipato alla cerimonia di intitolazione della caserma dei carabinieri di Villarrosa alla medaglia d'argento Fedele di Francisci, appartenente all'Arma e caduto nel 1945 in un conflitto a fuoco con i banditi nelle campagne di Favara, paese dell'Agrigentino. Ed a proposito di politica, TV ha realizzato un approfondimento con ospite il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Racconta la sua esperienza di amministratore e si dichiara pronto a ricandidarsi. La trasmissione in onda oggi alle 16 andrà in replica domani mattina alle 10:30. Ve ne proponiamo uno stralcio. Sono trascorsi già 5 anni dall'elezione del primo cittadino di Aragona, Peppe Pendolino. Tra qualche mese il comune andrà nuovamente al voto. Pendolino riproporrà la sua candidatura con una lista civica. Questo quanto emerso anche da una lunga intervista che la nostra emittente ha effettuato. Il comune in questi anni di attività, dalla fase di dissesto dichiarata, è riuscito a passare a quella del riequilibrio finanziario. L'attività amministrativa del sindaco Pendolino ha visto anche il riconoscimento di un bonus per la raccolta differenziata, raggiungendo livelli con oltre il 65%. Tra i vari traguardi raggiunti anche la costruzione del nuovo campo sportivo con erba sintetica, pali illuminazione e nuova tribuna, e con l'esordio anche di una squadra di calcio sostenuta dai fan e privati cittadini commercianti di Aragona, che vede il suo debutto in terza categoria. Sentiamo uno stralcio. Diciamo che ha le carte in regola per una ricandidatura, ci sarà una sua ricandidatura, diciamo, approfittiamo di questo pulpito. Sì, io mi ricandido, anche perché voglio portare a compimento un progetto che ahimè prima per il dissesto e poi per la pandemia non sono riuscito a portare a termine. E quindi dico, avere la possibilità di portare a compimento tutte queste opere che sono iniziate e definire un programma che è rimasto monco, perché per 2 anni abbiamo dovuto contrastare questa pandemia che ci ha fatto stare in ansia prima e rubato tanto tempo dopo, perché voglio dire, tutte le novità normative, zona rossa e zona gialla, per quanto riguarda, voglio dire, tutto quello che è poi la rete di aiuti per le imprese, per le famiglie, quello e l'altro. Cioè, ora ne parleremo chiaramente. Sì. Dico, in questa ricandidatura lei si riposizionerà da un punto di vista politico, diciamo qualche 15-20 giorni fa le ha annunciato anche che ha lasciato, insomma, il leader cui lei da tanti anni ha militato, che insomma il vicepresidente dell'ARS. Come mai, quali sono state le motivazioni e con quale nuova aggregazione politica affronterà il test elettorale dei suoi cittadini? Con quale coalizione chiederà? Ma guardi, quale scelta politica? La coalizione sarà una lista civica. Come si presenterà? La coalizione sarà sicuramente una lista civica, anche perché, voglio dire, è la legge che lo impone. In un sistema maggioritario ci sono i 2 schieramenti o i 3 schieramenti, comunque con 12 candidati per schieramento, quindi poi alla fine diventa più un'alleanza di persone nei piccoli centri che partitica, diciamo. Io, per quanto riguarda la mia posizione, ecco, io l'ho dichiarato nei comunicati stampa, per ora non aderirò a nessun partito politico, ma lavorerò per la mia cittadina e per i miei cittadini intensamente, e poi vedremo, anche perché
in questo momento non è che diciamo, né a livello regionale né a livello nazionale ci siano degli schieramenti ben definiti. Ora tutto è in aria, lo vediamo a livello nazionale dove abbiamo un centrodestra che parte al governo e parte all'opposizione, una Forza Italia che dipende da un leader che diciamo ormai per età anagrafica vacilla. Quindi dico, andare a fare delle scelte oggi sarebbero delle scelte azzardate che poi magari uno dopo deve cambiare, quindi sembra come quello che ecco, cambia casacca spesso. Io non sono abituato a cambiare casacca, lo dimostra il fatto che sono stato 30 anni per rapporti personali con l'onorevole Di Mauro, non abbiamo condiviso alcune scelte politiche, ma fermo restando il rapporto di amicizia e di stima personale che ci lega, diciamo che ecco, politicamente io ho fatto questa scelta. È stata una notizia che ha destato parecchio scalpore tra la gente, tra gli addetti ai lavori, insomma, perché lei da sempre, come è stato sempre vicino politicamente. Sì, io per 30 anni sono stato sempre vicino a Roberto Di Mauro, l'ho apprezzato e lo apprezzo come persona, come sensibilità di uomo e di padre, però le ultime scelte politiche dico, non le ho condivise e quindi ho deciso, comunicandolo anche prima ai vertici del partito e all'onorevole Di Mauro stesso, di uscire e dichiararmi indipendente. Poi strada facendo vedremo. L'AICA, azienda idrica dei comuni agrigentini, si è insediata lo scorso 2 agosto e adesso, a fronte delle ricorrenti critiche rivolte verso il proprio operato, replica una volta per tutte. I dirigenti Gerardino Castaldi, Osvaldo De Gregoris e Fiorella Scalia affermano: leggiamo che sono stati diffusi numeri non veritieri sui dati contabili dell'azienda. I bilanci proseguono, sono in fase di redazione nei tempi previsti dalla legge e quando saranno pubblicati si potranno leggere i numeri reali. Pur pagando puntualmente ogni fattura, spesso non riusciamo ad ottenere tutti i servizi necessari perché gli operatori economici, che sono i creditori del precedente gestore Girgenti Acque, della gestione commissariale a causa del fallimento e oggi della curatela fallimentare, si rifiutano di lavorare per l'azienda. I dipendenti, prosegue la nota, continuano a lavorare senza sosta, con sacrificio e abnegazione. Sono 299 più 3 dell'Assemblea Territoriale Idrica. Da quando ci siamo insediati il tempo è stato impiegato in maniera proficua, la situazione ereditata dai precedenti gestori è pessima anche per il cattivo stato delle infrastrutture, sia perché vetuste sia per una non adeguata manutenzione, almeno negli ultimi anni. Noi facciamo il possibile senza parco macchine e mezzi d'opera sufficienti, senza strumenti di lavoro come martelletti, gruppi elettrogeni, pompe e altro. In provincia sono già stati finanziati e a breve inizieranno lavori su acquedotti e fognature per circa 100 milioni di euro. Saranno necessari circa 3 anni per concludere le opere. L'AICA, con i dirigenti, i dipendenti e i sindaci, ha fatto il miracolo di dare continuità al servizio, conclude la nota. Super bonus e bonus edilizi. Il Premier Draghi e il Ministro Franco hanno detto che intorno a queste agevolazioni è stata organizzata una tra le più grandi truffe che la Repubblica abbia mai visto e hanno annunciato controlli più selettivi e mirati. Sono 2,3 i miliardi sequestrati dai finanzieri negli ultimi mesi. Il servizio di Lello Casesa. Sono oltre 2,3 miliardi le truffe al superbonus in Italia ed il governo ha deciso questa volta di metterci le mani. Lo ha detto il capo del governo Draghi nell'ultima conferenza stampa. Ciò avverrà attraverso maggiori controlli ed un emendamento al quale lavorano il Ministero dell'Economia e il Parlamento. Si può fare tutto, ma resta fondamentale evitare ulteriori truffe che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia visto, ha detto il Ministro dell'Economia durante la conferenza stampa. Il 46% delle frodi registrate sulle cessioni dei bonus fiscali riguarda il bonus facciate, il 34% l'ecobonus, il 9% il bonus locazioni botteghe, l'8% il sisma bonus e il 3% il super bonus. Questi sono
i dati ufficiali trasmessi e citati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate. Quelli che oggi più tuonano sul superbonus e che bisogna andare avanti lo stesso sono alcuni di quelli che hanno scritto la legge ed hanno permesso di fare lavori senza controlli. Si è costruito un sistema che prevedeva pochissimi controlli. Non è che l'edilizia senza superbonus non funziona. Si è giovata di questo strumento, ma non bisogna pensare che senza di esso non andrebbe avanti. Dire che i problemi dipendano dai controlli e dunque dalla magistratura non è corretto. Molte procure sono intervenute per ipotesi di reato, sequestrando oltre 2 miliardi di crediti. L'importante, dichiara Franco, ministro dell'economia, è che si riprenda l'attività e che il mercato riparta in modo più sicuro di prima, magari attraverso un controllo ex ante dell'Agenzia delle Entrate, limitare il numero di cessioni dei crediti al fine di assicurare certezza agli operatori. Di avviso diverso sono i 5 Stelle, autori del provvedimento, che scrivono: Draghi sbaglia 2 volte quando parla di truffa in edilizia. La prima perché fa di tutto un'erba un fascio confondendo il super bonus con gli altri bonus. La seconda perché riconduce tutte le truffe al solo super bonus, al 110%. Il governo, dichiarano i 5 Stelle, lavori subito per far ripartire i cantieri del superbonus bloccato ormai da troppo tempo, senza distruggere la misura e senza bloccare cittadini e imprese oneste. Decreto sostegni terra e superbonus, il grido di allarme degli architetti di Agrigento. Il presidente dell'ordine, Rino Lamendola, punta il dito contro le continue inversioni di tendenza, alimentate da una frenetica emanazione di norme in materia che rischiano di destabilizzare gli investimenti in riqualificazione energetica e antisismica. Arturo Cantella. Grido d'allarme degli architetti agrigentini sul decreto sostegno terra e super bonus per l'ordine degli architetti. Così non va. Ci risiamo, non appena vengono rilevate truffe nei meccanismi per accedere agli incentivi fiscali, lo Stato tende subito a tirare la cinghia, punendo così i cittadini onesti che intendono fruire correttamente dei bonus e delle agevolazioni consentite dalle norme vigenti. È quello che sta accadendo con il decreto sostegni ter, che modificando in corso d'opera le regole per la fruizione degli incentivi in favore dei cittadini che investono nella riqualificazione energetica e antisismica della propria casa, riduce la cessione di credito a un unico passaggio, bloccando così quel meccanismo che nel corso dell'anno 2021 aveva prodotto il raddoppio del fatturato delle imprese del settore edile, trainando anche un notevole crescita del nostro PIL. Riteniamo che sia sbagliato questo modo di intervenire, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola. Le continue inversioni di tendenza alimentate da una frenetica emanazione di norme in materia rischiano di destabilizzare gli investimenti in riqualificazione energetica e antisismica del nostro patrimonio edilizio. Al fine di bloccare le frodi basterebbe intensificare a monte i controlli sui vari passaggi della cessione del credito e inasprire le sanzioni a carico dei trasgressori, evitando così di bloccare chi opera onestamente, nella consapevolezza che i professionisti, le imprese e più in generale i cittadini, per investire in lavori di riqualificazione della propria casa hanno bisogno di regole certe e stabili, conclude il presidente degli architetti Rino Lamendola. Lanciamo quindi un appello al governo Draghi affinché venga varato un provvedimento correttivo al decreto sostegni ter che per fruizione degli incentivi negli interventi di riqualificazione energetica e antisismica ripristini almeno 3 passaggi del credito, introducendo contestualmente una task force per i controlli antifrode e sanzioni esemplari per i trasgressori delle regole. Non si placano le proteste degli studenti per le 2 prove scritte alla maturità 2022 dopo 2 anni di pandemia e per i percorsi di PCTO. Lello Casesa.
Gli studenti non ci stanno, vogliono un cambio di rotta nella scuola e decidono di proseguire la loro mobilitazione. Tornano in piazza in diverse città e promettono la lotta per un sistema che vogliono riformare. Dall'esame di maturità al superamento dell'alternanza scuola-lavoro, alla richiesta di risposte sugli scontri avvenuti con la polizia. Non possiamo più accettare, affermano gli studenti, che non si ripensi il rapporto scuola-lavoro. L'alternanza è il simbolo del ruolo passivo della scuola nei confronti del mercato. Da Bologna a Torino fino ad arrivare a Roma ed in Sicilia, i giovani hanno anche ribadito che dopo gli anni passati in pandemia non è accettabile la linea ministeriale sull'esame di maturità. Immaginate di fare una seconda prova che si basa su 4 materie sulle quali non hai mai avuto una preparazione sufficiente. Nella capitale gli studenti si sono invece riuniti in presidio davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, bendati, imbavagliati con le mani legate a simboleggiare il disagio che hanno vissuto a scuola, seduti a terra sotto lo striscione ormai noto "Gli immaturi siete voi". I giovani sono stati poi ricevuti dal ministro Bianchi. Dal colloquio gli studenti non hanno ottenuto il passo indietro sulla maturità. Proseguirà quindi la mobilitazione. Gli studenti già annunciano: dal 18 al 20 febbraio a Roma si darà il via agli stati generali della scuola pubblica. Il nostro direttore Arturo Cantella ha intervistato il dirigente dell'Istituto Gallo di Agrigento, Gina Casà, proprio in merito alle richieste degli studenti sugli esami di Stato ed ai percorsi di ex alternanza scuola-lavoro. Preside, ecco la nuova circolare del Ministro sugli esami di Stato ha suscitato tanto scalpore e tante proteste da parte degli alunni. Ecco, voi come dirigenti scolastici come vi comporterete? Noi attenderemo giustamente la circolare, quella che uscirà da parte del Ministero. Per ora c'è un momento di riflessione su come deve uscire questa circolare. Per 2 anni ci sono stati esami un po', diciamo, secondo anche gli studiosi, un po' più chiusi, un po' ristretti rispetto al passato. Realmente ancora abbiamo avuto un anno dove è stato difficile fare l'alternanza scuola-lavoro, un anno dove i nostri ragazzi hanno fatto qualche giorno di didattica a distanza, ma la didattica a distanza, diciamo, per i ragazzi è stata anche un momento di capire che c'è un'altra forma di poter apprendere. Diciamo che è un momento pandemico, quindi non durerà per sempre. I ragazzi contestano il fatto di dover affrontare 2 scritti, contestano il fatto, ma lo contestano perché questi 2 anni li abbiamo vissuti, diciamo, non con la scuola, con la socialità, la relazionalità, tutto quello che c'è. Però noi ci adegueremo alle circolari ministeriali che arriveranno e faremo in modo che dentro le classi si capirà che è un momento per uscire da quella forma di ristrettezza che c'era stata e che poteva sembrare una ristrettezza culturale, una riduzione della cultura, per dare il meglio di noi stessi, perché anche con la didattica a distanza i ragazzi hanno appreso, sono consapevoli che è stato un periodo difficile della loro vita, che rimarrà nel loro vissuto, ma che supereranno alla grande, come supereranno alla grande gli esami di Stato. Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid-19 e cresce il tasso di immunizzazione del personale scolastico. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 6 febbraio scorso, il 99% di docenti e personale ATA, su una platea di oltre 135.000 unità, ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il 96,8% si è sottoposto al ciclo vaccinale completo e all'interno di quest'ultima fascia ben il 99% ha ricevuto la dose booster. In costante salita anche il numero di bambini fra i 5 e gli 11 anni sottoposti ad almeno una dose di vaccino. 84.031 unità, pari al 26,69% degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia ed elementari. Inoltre, per la fascia anagrafica compresa tra i 12 e i 19 anni, la percentuale di vaccinati con almeno una dose si attesta all'oltre 70%.
Sono dati confortanti che restituiscono alle comunità educative e alle famiglie maggiore serenità, anche alla luce delle nuove regole nazionali per la gestione dei casi Covid nelle scuole, spiega l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Roberto Lagalla. Agli studenti potrà essere garantita maggiore continuità scolastica in presenza, indispensabile per riprendere le fila di un processo educativo reso difficile del lungo ricorso alla DAD e per contrastare i molti disagi psicologici causati dal lockdown, oltre che da ripetute quarantene. Servirà a rafforzare la collaborazione tra docenti e famiglie per aiutare bambini e ragazzi a superare questo momento e al contempo intensificare la campagna vaccinale soprattutto all'interno delle scuole. I dati relativi agli immunizzati nelle scuole, grazie anche alle vaccinazioni di prossimità a cura delle ASP provinciali in corso presso molti istituti dell'isola, potranno ulteriormente migliorare nelle prossime settimane. Infatti, la semplificazione delle procedure di gestione dei contagi in ambito scolastico indotta dalle nuove norme nazionali e in particolare la rimodulazione delle modalità di svolgimento della quarantena nei soggetti asintomatici, nonché l'incremento di soggetti vaccinati, comportano un minore ricorso alla somministrazione di tamponi, permettendo così alle USCA di intensificare le campagne di vaccinazione. A supporto del processo di immunizzazione della popolazione scolastica sono attualmente in corso diverse iniziative, come ad esempio quella condotta dall'ufficio del commissario per l'emergenza Covid-19 dell'area metropolitana di Messina, che ha promosso la campagna vaccinale di informazione Mi curo di te nelle scuole del territorio provinciale. Continua intanto la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale della Sicilia e, al fine di assicurare continuità all'azione di monitoraggio e controllo presso gli istituti scolastici, l'assessore Lagalla ha deciso di nominare Salvo Scondotto, già responsabile di servizio all'assessorato regionale della salute e attuale coordinatore del comitato tecnico scientifico regionale, quale consulente per l'emergenza Covid nelle scuole. Sarà un supporto prezioso, dice Lagalla, che unitamente al lavoro della task force regionale contribuirà a monitorare adeguatamente le dinamiche sanitarie in corso nel mondo dell'istruzione. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Licata, unitamente al nucleo elicotteri di Palermo e al nucleo cinofili di Nicolosi, hanno eseguito un esercizio coordinato di controllo del territorio. I dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Licata, unitamente al nucleo elicotteri di Palermo e del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, a controllo capillare del territorio e della circolazione stradale del comune di Licata. Nell'ambito delle operazioni, i militari dell'Arma hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 49enne del posto per violazione delle prescrizioni attinenti la libertà vigilata, un 21enne di Licata sorpreso in possesso di 16 piante di marijuana e materiale per la coltivazione nella propria camera da letto, deferendone altri 6 in quanto indebitamente percettori del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno poi segnalato alla prefettura 3 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e elevato 26 sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 3.000 euro e nel complesso sono state controllate 105 persone, ivi comprese quelle sottoposte a misure restrittive della libertà personale e a 52 auto. Ad Agrigento ancora scritte Novax, una mano armata con una bomboletta spray di vernice di colore rosso ha scritto i Vax uccidono sul muretto del Belvedere del lungomare Falcone Borsellino a San Leone. Si tratta dell'ennesimo episodio del genere già riscontrato a Fontanelle, Quadrivio, Spinasanta, al Villaggio Mosè e a San Leone. Il comune di Agrigento ha disposto il divieto di sosta con rimozione lunedì prossimo 14 febbraio a San Leone sul lungomare Falcone e Borsellino. Corsia mare lato sinistro dalle ore 7 del mattino fino a cessato bisogno per consentire i lavori di scerbamento e pulizia meccanizzata con spazzatrice. E sempre lunedì partiranno i lavori di manutenzione straordinaria delle arterie stradali e i marciapiedi in viale Emporium ad Agrigento.
Teatro Postavecchia di Agrigento torna a Rosario Terranova in Benedetta Ignoranza. Stasera alle ore 21 debutta la rassegna di teatro comico imbastita dal direttore artistico Giovanni Moscato, che il nostro direttore Arturo Cantella ha intervistato. Giovanni Moscato, Teatro della Postavecchia, questa sera si riapre con la presentazione di Rosario Terranova in Benedetta Innocenza, una stagione sicuramente importante che vede la ripartenza, Giovanni, del teatro. Sì, siamo di nuovo stiamo riaprendo, proprio oggi ricominciamo con uno spettacolo di cabaret, lo spettacolo di Rosario Terranova in Benedetta Innocenza. Lui è un bravissimo cabarettista, faceva parte di un gruppo importantissimo che sono stati a Zelig ovunque, insomma, che era il gruppetto. Insomma, un artista che vale la pena di seguire e di vedere. Ci saranno altri appuntamenti, giusto così per dare una panoramica di ciò che saranno le iniziative del Postavecchia? Sì, altri appuntamenti di cabaret, prosa, musica, avremo tante altre cose da proporre in questo cartellone. Un cartellone ricchissimo di eventi, qualcosa l'abbiamo dovuta tagliare e rinviare come il Manlio Dovì e Ernesto Maria Ponte, che verranno in seguito. Ancora dobbiamo ristabilire delle date da inserire. Appuntamenti in programma sono tantissimi e tutti di ottimo livello. Adesso lo sport, tutti gli appuntamenti del campionato di eccellenza e delle categorie minori con Carmelo Lentini. Nel campionato di eccellenza si gioca la quarta giornata di ritorno, un turno ricco di scontri importanti che potrebbero modificare la classifica per la zona playoff. Canicattì a parte, che ospita Casteltermini, quest'ultimo a secco di punti da diverse settimane, si giocano Don Carlo Misilmeri Castellammare, Enna Oratorio Marineo e Unitas Sciacca Nissa. Tutti scontri che si prevedono combattuti e incerti sino al 90°. Per quanto riguarda le altre gare in programma, l'Agragas ospita il Marsala, che alterna prestazioni di livello ad altre negative. Tra l'altro non va dimenticato ciò che è successo nella gara di andata e che riuscì a imporre un nulla di fatto impegnandosi al massimo. Arbitrerà questa partita una terna tutta palermitana, Davide Patti, assistito da Pietro Fardella e Giuseppe Lugaro. Occasionissima invece per il Pro Favara, che intende rafforzare la quarta poltrona ed a Palermo cerca i 3 punti con il CUS. Questa gara si anticipa a questo sabato. A Misilmeri arriva Castellammare, altra squadra è partita bene ma che soffre parecchio quando gioca fuori. Altra gara incerta dal triplo risultato è Enna Oratorio Marineo. Entrambe le squadre cercano punti importanti per andare sempre più in alto. Ritorna in casa da Parmonval dopo la vittoria esterna di domenica scorsa, ma si ritroverà dinanzi il Forte Mazzara. La gara è anticipata a sabato e promette sicuramente scintille. Invece c'è per Mazzarese e Monreale il risultato sembrerebbe scontato, ma attenzione alla compagine palermitana che domenica scorsa ha fatto soffrire non poco il Pro Favara. Infine al Gorrera, altro scontro di cartello per la compagine neroverde. Arriva la Nissa e si prospetta il pubblico delle grandi occasioni. L'Unitas Sciacca sta attraversando un buon momento e specie la prima linea con Sant'Angelo e Galluzzo sta facendo faville. E proprio venerdì pomeriggio c'è stata la presentazione del nuovo tecnico Nicolò Terranova e di tutti i nuovi arrivati seduti in prima fila, e cioè l'attaccante argentino Santiago José Pasivic, il difensore anch'esso argentino Juan Lama, il centrocampista palermitano Manfredi Di Giorgio ed Angelo Strano. Ad inizio conferenza il presidente Giuseppe Deni ha voluto spiegare nei particolari il cammino travagliato della squadra e le scelte obbligate che si sono dovute fare. Infine ufficialmente l'ex presidente Sonia Giordano ha ceduto alle rimanenti quote azionarie e si è tirata fuori definitivamente. Io vorrei un attimino in estrema sintesi
fare un punto della situazione, perché spesso e volentieri molte persone dimenticano il passato, no? Il passato invece deve essere ricordato, perché noi siamo entrati nella dirigenza, nel gruppo di maggioranza dell'Agragas il 10 di agosto, diciamo, dove in quella data hanno fatto le loro compagnie acquisti, hanno chiuso tutti i discorsi, per cui i pezzi da 90 a quell'epoca erano tutti accasati. Abbiamo avuto due grandi difficoltà, uno tempistica perché il tempo con noi è stato tiranno, e l'altro logistica perché l'anno prima l'Agragas aveva fatto delle defaillanze con i giocatori, per cui molti giocatori importanti non volevano venire in Agragas, per cui abbiamo trovato questa situazione di grande difficoltà. Abbiamo proceduto alla meno peggio con il direttore sportivo a fare una campagna acquisti che ci ha portato a collezionare, credo, 32-33 punti sul campo, perché uno lo abbiamo perso per motivi, diciamo, che c'era Majorano squalificato, però dico, siamo stati qualche settimana i primi in classifica, qualche settimana secondi, però abbiamo fatto questa fase del campionato in maniera importante. Successivamente all'apertura del mercato di dicembre credevamo di fare cosa giusta, prima di tesserare i giocatori, di farli vedere all'allenatore, vedere se rientravano nei programmi logistici del tecnico, per evitare di sbagliare come abbiamo fatto precedentemente con qualche acquisto. Per cui il fatto che molti dicono che c'è stato un via vai di giocatori è stato dovuto al fatto che questa dirigenza, questa società voleva dare al tecnico dei giocatori di sicuro affidamento. Siccome il mercato domestico era quasi, diciamo così, cristallizzato, abbiamo pensato di rivolgerci a un mercato più ampio, un mercato nazionale o internazionale, e di giocatori che non erano conosciuti né dal mister né dalla società. Per cui questo via vai è avvenuto proprio per questi motivi. Mister Terranova, domenica la sfida in casa contro il Marsala che lotta per la salvezza. L'Agragas deve necessariamente portare a casa 3 punti. Sì, portare a casa 3 punti e soprattutto fare una prestazione degna della maglia, degna della città, degna di questi tifosi. È chiaro che per noi non esistono partite facili, perché per concetto le partite diventano facili solo alla fine, quando si vince. Quindi abbiamo lavorato bene tutta la settimana, i ragazzi li ho visti molto disponibili. Senza la loro disponibilità onestamente sarebbe difficile andare a preparare una partita come quella di domenica. Che Marsala si aspetta all'Esseneto? Mi aspetto una squadra sicuramente giovane, perché nulla inutile negarlo, però una squadra che nella precedente trasferta ha rifilato 4 gol, è una squadra che sta lottando per i playoff, qual è la Mazzarese, quindi una squadra che sicuramente venderà cara la pelle, ma noi dovremo essere bravi a approcciare bene la gara, a sfruttare quelle che sono le situazioni dentro al campo. Dobbiamo essere bravi a ricercare sempre la prestazione. Con quali ambizioni, con quali obiettivi personali ha scelto l'Agragas? Obiettivi personali ce ne sono tanti, però quello che conta è l'obiettivo che c'ha l'Agragas, che deve essere unico e deve essere l'obiettivo dello staff, l'obiettivo della squadra, l'obiettivo della società. Ho accettato senza nessun dubbio questa sfida, perché le sfide a me piacciono, e comunque l'Agragas, quando ti chiama l'Agragas non puoi guardare la categoria. È possibile la rimonta al Canicattì in testa al campionato, al Misilmeri secondo in classifica? Cosa ha detto ai ragazzi durante la settimana? Ho detto che dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo fare le ultime partite, tutte queste gare come se fossero delle finali. Poi alla fine tireremo le somme, potrebbe non bastare vincerle tutte, quindi dobbiamo essere onesti con noi stessi. Ci sono 2 squadre che in questo momento occupano il primo e il secondo posto, e sono delle squadre che hanno meritato fino a questo punto questa posizione in classifica. E scendiamo di categoria.
Nel campionato di promozione il Raffadali torna a giocare in casa per ospitare il Città di Carini, compagine palermitana che naviga a centro classifica con 17 punti. La squadra di Giovanni Falsone, che proviene da una bella vittoria esterna, si ritrova al quarto posto ed intende migliorare la propria classifica. E brutta gatta a pelare invece per il Camerati di Mimmo Bellomo, che gioca sul campo del Gangi, la quale sta lottando per il raggiungimento della zona playoff, una gara dura che non promette nulla di buono. In prima categoria invece le agrigentine affronteranno delle sfide molto impegnative. L'Atletico Favara ad esempio gioca sul campo del capolista Aspra, che ha ben 9 punti di vantaggio sul Gemini al secondo posto. Proprio quest'ultimo sarà di scena a Sciara contro una compagine in netta crisi e che occupa la penultima posizione. L'Empedoclina al Collura ospita invece l'ultima della graduatoria, e cioè il Real Trabia e Bellaville, con appena 4 punti. Più difficile e problematica la gara per Ravanusa, che sfida il Saraceno, il forte Sporting Termini. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.